In 3 minuti, il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Grave il caso Siracusa, Fratelli d'Italia contro l'MPA. Il senatore Salvo Poiese, coordinatore di Fratelli d'Italia per la Sicilia orientale, lancia un messaggio al Movimento per l'Autonomia, sostenendo che l'ingresso nella giunta di centrosinistra di Siracusa, città capoluogo di provincia, costituirebbe un fatto di estrema gravità che romperebbe l'unità della coalizione di centrodestra, un fatto, annuncia Poiese, che porterò all'attenzione del tavolo regionale per discuterne con gli alleati. Triste la delegittimazione del proprio avversario. Il rispetto era una volta un punto di riferimento della politica, adesso la delegittimazione dell'avversario sembra essere invece diventata un nuovo sport. Nelle scorse settimane anche in Sicilia alcuni fake hanno avuto particolare fortuna, operazioni spesso montate contro esponenti politici del centrodestra, ma tristi e squallide da chiunque e contro chiunque vengano fatte. Una volta la politica aveva delle regole, oggi purtroppo non più. Ripristinare i tribunali soppressi. L'Ars ha approvato ieri una legge voto con la quale si chiede al Parlamento nazionale di ripristinare alcuni tribunali soppressi in Sicilia con un decreto legislativo del 2012. In particolare si chiede il ripristino del Tribunale di Modica e dei tribunali di Nicosia e Mistretta. Tamaio, la mia candidatura non è di servizio. L'assessore alle attività produttive Edi Tamaio ha confermato ieri la sua candidatura alle europee e ha spiegato che non si tratta di una candidatura di servizio, bensì di una candidatura vera e propria, e ha sfoggiato il massimo ottimismo. Tamaio, che sarà sostenuto dal presidente Schifani, avrà in lista un concorrente molto forte e determinato come Marco Falcone. L'ufficio speciale per i termovalorizzatori. Nasce l'ufficio speciale per i termovalorizzatori in Sicilia, lo ha istituito il governo regionale su proposta del presidente Schifani, che è stato nominato nelle scorse settimane commissario straordinario per il completamento della rete del sistema di gestione dei rifiuti. L'ufficio speciale avrà sede a Palazzo d'Orleans e sarà in carica per 2 anni rinnovabili. Si spera che non si creino sovrapposizioni di competenze con l'assessorato all'energia. Delegazione della Commissione UE a Catania. Una delegazione della Commissione europea è giunta in visita nei giorni scorsi nei luoghi dei progetti cofinanziati con i fondi dell'Unione Europea nel Catanese. La delegazione ha visitato tra l'altro lo stabilimento di ST Microelectronics nell'Etna Valley e la nuova stazione elettrica realizzata da Terna a Vizzini. L'INPS sollecita la Regione sui tempi per l'invalidità. Il Comitato regionale INPS Sicilia ha chiesto al governo della regione di assumere ogni iniziativa utile a superare le gravi criticità che affliggono in alcune province, e in quella di Palermo in particolare, il procedimento per il primo accertamento dell'invalidità civile, con un piano straordinario per lo smaltimento dell'arretrato e l'aumento del personale adibito. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.